oggi parliamo di Quizzami. Che cos'è Quizzami? Quizzami è un live show, direi che lo portiamo in tutti i locali, nei ristoranti e soprattutto da quando abbiamo Paul De Santi lo porteremo anche nelle piazze. Fammi capire, cioè tu vorresti parlare di Quizzami come un live show, ciò significa che la gente ha l'opportunità di, stando nei locali, di interagire, giocare, divertirsi un po' come stare di fronte alla televisione, con la differenza che però lì tu, cioè il presentatore che ti fa le domande e tu devi rispondere, devi dire sì, questa è la risposta giusta. Beh, assolutamente, questa è la bellezza del gioco, perché tutti quanti hanno la possibilità di essere protagonisti, cliccando ovviamente nelle nostre pulsantiere che daremo in dotazione a tutti quanti. E questo ovviamente permette a tutti di avere una chance di vincere, di essere protagonisti durante questa serata. Allora, ma parliamo bene di come funzionano le serate di Quizzami. Intanto vedete, qui c'è un sito a cui potete rivolgervi, ci sono dei numeri telefonici, se vi fa piacere di ospitare queste serate in giro per tutta la Sardegna, ci sono due punti di riferimento a livello telefonico, uno per il centro-sud e uno per il centro-nord. Ma parliamo insomma di Quizzami all'interno dei locali, cioè uno arriva, cosa succede? Raccontalo tu. Allora, è molto semplice, lì in pratica troviamo sicuramente, oltre al gestore che viene ad accogliervi, anche i due personaggi in questione, che sono il presentatore e il tecnico della serata, che vi faranno vedere praticamente tutto quello che consiste il mondo Quizzami. In pratica voi vi siederete tranquillamente nel vostro tavolino di competenza, farete le vostre chiacchiere, mangerete e poi improvvisamente vi troverete davanti una pulsantiera wireless con la quale potrete interagire direttamente con noi. E quindi, qual è la facilità del tutto? Voi sceglierete il nome di una squadra, avrete un tabellone luminoso dove potrete vedere anche questa squadra e inizia il gioco. È semplicissimo, quindi dovrete vedere le domande, dovrete naturalmente dare una risposta in tempo utile e ovviamente bisogna portarsi un bel bigname appresso perché non sempre è facile rispondere. Allora, ci fermiamo relativamente un secondo perché in realtà ora diamo spazio proprio alle immagini, proprio registrate all'interno di un locale e noi ci rivediamo qui fra pochissimo. Alessandro Puddu, tu sei stato promotore e comunque uno dei primi a portare Quizzami in Sardegna. Esattamente, quindi nasce praticamente come un'avventura. Abbiamo deciso di portare questo prodotto nella Sardegna proprio perché, a nostro dire, c'era la necessità di portare qualcosa di nuovo nell'intrattenimento serale, in modo tale che i ragazzi soprattutto non si dilettassero soltanto nel bersi la classica birra, che sappiamo al giorno d'oggi è anche molto pericoloso, ma facessero qualcosa di diverso, più simpatico e che soprattutto può permetterti di vincere qualche premio, questo non guasta mai. Mentre riparliamo in questo momento c'è un'immagine in 3D che parla di Quizzami, ci fa vedere poi proprio come funziona questo prodotto che in giro per locali sta facendo così tanto successo in Sardegna. Ora io ti domando, ti chiedo, ma se uno non ha mai giocato, se uno non avesse mai giocato a questo gioco qua, mi sembra abbastanza semplice, no? Giocarci. Beh, è semplicissimo, come vi ho già detto, è un gioco culturale, nasce come gioco culturale, voi semplicemente dovete dare una risposta, nessuno ovviamente vi andrà contro, tranne i vostri compagni di squadra, se sbaglierete la risposta, perché è un gioco che permette a tutti quanti di partecipare in qualsiasi momento, perché, ben inteso, se una serata inizierà magari verso le 10 di sera con la classica serata post cena, una persona che arriva alle 11 di sera ha la possibilità di giocare tranquillamente perché è un gioco che permette l'inserimento di una squadra in qualsiasi momento. Ovviamente saranno più avvantaggiati coloro che arrivano nei locali in tempo perché comunque, vi ricordo, verrà fatta una pubblicità adeguata in ogni singolo locale e ristorante, abbiamo i nostri riferimenti, in particolare abbiamo la nostra TV in collaborazione che ci aiuta a ricordare sempre quando ci sono gli eventi
e tramite i nostri numeri di telefono possono anche chiederlo. E poi abbiamo ovviamente i riferimenti internet che sono quelli più ovvi e scontati. Quizzami Sardegna Fan Club, che è il principale, vi ricordo, all'interno dei quali ci sono tantissime foto prima di tutto. Video è quello. Notizie. Purtroppo video nostri anche, questa è la cosa. Purtroppo. Tante notizie e soprattutto c'è la possibilità per i gestori di avere un collegamento diretto con noi che promuoviamo il quiz in modo tale da poterlo portare direttamente nel vostro locale preferito. Adesso prima di tutto andrete a fare la vostra puntata. Pronti? Guardate bene. 3, 2. So com'è? Non lo so, un ni potrebbe essere una soluzione. Allora, quizzami in giro per tutti i locali della Sardegna, mi raccomando, ricordatevi che è un po' come cambiare il modo di proporvi ai vostri clienti, un modo anche di interagire, ma è un modo anche così di far felice coloro che frequentano per l'appunto i locali, perché è un modo completamente diverso di vedere lo spettacolo. Beh, no? Io quello che apprezzo di più di questo prodotto è che in realtà il discorso di questo gioco che varia ogni settimana e da presentatore a presentatore. Dipende, è la fantasia che ci permette di variarlo in continuazione e soprattutto, vi ricordo, sarete protagonisti non soltanto dovendo rispondere delle singole domande, ma ci saranno dei momenti particolari in cui alcune squadre dovranno interagire direttamente. Immaginatevi il gioco della bottiglia. Gioco della... Ah, ma tu stai parlando di pagapegno, tutte quelle cose... Ma loro non conoscono il pagapegno. Non diciamoglielo. Infatti. Viene nel locale, lo scopre, esatto, no? Il pagapegno è come il gioco della bottiglia. Comunque vi stavo dicendo, a proposito di pagapegno, che poi ci sono altri giochi molto importanti all'interno. Lo scopriamo tutto, uno viene nel locale, lo vede, Alessandro, ma scusa. Io assolutamente sono d'accordo con te, ragazzi. E i cavalli? I cavalli sì. No, perché c'è pure l'ippodromo dentro. Bisogna scommettere sul cavallo vincente, è semplicissimo. Però non diciamo niente. Però potreste essere proprio voi quelli che, scommettendo sul cavallo vincente, accumulate punti e potete vincere. Allora, giusto per, visto che siamo quasi al termine di questa intervista e di questo speciale dedicato a Quizzami, allora, le tue date durante la settimana in Sardegna? Allora, le mie date, abbiamo delle inaugurazioni adesso, apriremo con Guspini il sabato sera. E che il nome del locale puoi dire? Quello è una piccola cosa scaramantica mia che lo saprete giusto domani. Poi apriremo a Serramanna. Dove? No, è Serramanna. Poi abbiamo chiuso, ma dobbiamo chiudere alcuni dettagli. E poi siamo a Muravera, e in questo caso possiamo dirlo, il Bar Paderi, che è in pieno centro cittadino, dove stiamo lì ormai da tanto tempo. E a breve arriveremo a Cagliari Città, che è quello che mi preme, perché vorrei stare anche a casa mia ogni tanto. Ogni tanto. Poi gli appuntamenti con Sorso allo Josmarie. E poi ma ne abbiamo anche. Abbiamo il bowling tutti i giovedì. Ma abbiamo altre novità. Poi abbiamo anche altre novità. Ovviamente, ma ovviamente ragazzi... entra nel sito, va su Facebook, entra su Quizzami Sardegna Fan Club. A proposito, su Facebook abbiamo due riferimenti, oltre al sito ufficiale del Fans Club, Quizzami Sardegna e Quizzami Sardegna Pol de Santi, che sono ovviamente due riferimenti principali per coloro magari che sono dei fissati di Facebook, come credo ormai tutti quanti al giorno di oggi, e quindi in questa maniera voi potrete scoprire tutte le date di riferimento, perché vi verranno indicate. Chiedete l'amicizia, chiedete di entrare dentro i nostri gruppi, in questa maniera avrete ovviamente gli inviti ogni settimana. Allora noi vi aspettiamo, Quizzami Sardegna, in tutta l'isola, un modo diverso per giocare, divertirsi, stare bene e passare una serata completamente diversa. E vincere. Alessandro Puddu, da parte mia un ciao, appuntamento alla prossima puntata per quanto riguarda Di Pro Di, il nostro programma televisivo. Assolutamente, che ogni settimana, sempre, tutti ogni giorno. Tutti i giorni. E poi invece tutte le settimane in giro per i locali con Quizzami, con Alessandro Puddu e insieme a me e poi tanti altri amici, insomma, che vanno in giro tra un locale e l'altro dell'isola. Ciao. Alla prossima. Ciao.